Buongiorno ragazzi, oggi vi porto a vedere un posticino interessante. Allora, abbiamo parlato spesso e volentieri di Sant'Antioco per le sue stranezze, per i presunti fantasmi e tutte queste storie che vengono dalle leggende popolari. Oggi invece vi voglio far vedere qualcosa di estremamente interessante e storico. Stiamo parlando del ponte di Sant'Antioco. No, vi prendo in giro. Non questo ponte, ma questo ponte. Questo è un ponte che viene chiamato, se non ricordo male, Suonti Mannu, di origine romana. Quindi, considerando che l'impero romano è caduto nel 476, giusto? Se non ricordo male. Ehm, Questo ponte dovrebbe avere circa 1500 anni, almeno 1500 anni, perché quello è il periodo di caduta. Eh, e qua vi faccio vedere, c'è un po' di erbaccia, non è che sia proprio mantenuto benissimo, potrebbero pulirlo un po' meglio, però ecco qua, questo è su Ponte in Manno, ok? È stato restaurato diverse volte, se non ricordo male, nella prima metà del 1800, attorno al 1839-40, e poi successivamente un secondo restauro che è stato fatto nel 1895 ad opera di due architetti veramente famosi, famosi qui in zona, poi non so. Comunque, adesso siamo proprio sopra il ponte, ok? Questa è una cosa un po' strana perché è una struttura su cui, su cui no, non ci passa nessuno qua, però questo era il ponte principale che collegava l'isola di Sant'Antioco alla terraferma, alla Sardegna. Benché sia un monumento che è ben in vista, io non ho mai visto nessuno fermo qui ad osservarlo, mai. E secondo me invece ne vale la pena. Qua si respira storia, su. Non è che sia un granché, insomma, si tratta di una struttura di circa 100-120 metri di lunghezza. La larghezza, da quello che ho visto, oscilla tra i 5 e i 3 metri nei punti più stretti. Qua si vede chiaramente l'opera del restauro è notevole ed è ben evidente, però su dai, stiamo passando su una strada che male andando ha 1500 anni, è veramente veramente bello. Mm, ero convinto che ci sarebbero stati dei blocchi, magari dei nastri per non passarci sopra, invece sembra che sia consentito, altrimenti non mi sarei mai permesso di salirci, ben inteso. E adesso se riesco vi faccio passare sotto le volte. Ehm, Sono degli archi per cui i romani erano piuttosto famosi. Cioè, se voi considerate che questo ponte ha tutto questo tempo ed è ancora in piedi e quello invece su cui si passa tutti i giorni è pressoché deformato dallo stesso peso, capite bene che questa era un'opera veramente di alta qualità. Ok, allora qua stiamo passando proprio vicino agli archi, purtroppo la giornata non è delle migliori, però quando vi ricapita. Sapete una cosa? Io qua non sono sicuro che sia fattibile passare perché non vorrei che ci fosse acqua qua sotto. Vediamo un po', cerco di capirlo. Ah, forse no, sì, ci si può passare. Ok, siamo sotto l'arco, guardate che meraviglia. Ok, e ok, credo che sia sufficiente. Mi piacerebbe aver ispirato qualcuno del posto a farci un salto, perché non si può ignorare così la storia che ci circonda, ok? E niente, vi lascio con questo panorama di Sant'Antioco.
Oggi è una giornata un po' particolare, sta anche piovendo, però in effetti è meglio farlo durante la pioggia che durante una giornata di sole, perché si muore dal caldo qui. Ecco qua. Ragazzi, è tutto dal ponte di Sant'Antioco. Ci vediamo, alla prossima!